Venerdì 7 luglio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani bellunesi. Cominciamo con quella del Gazzettino di Belluno. Purtroppo la notizia che apre oggi entrambe le edizioni dei quotidiani bellunesi è davvero tragica. Auto killer, arrestata la conducente. L'Audi che ha falciato una famiglia a Santo Stefano uccidendo 3 persone, tra cui un bimbo di 2 anni, viaggiava a folle velocità. La donna alla guida è indagata per omicidio plurimo, i corpi delle vittime scaraventati a 30 metri dal luogo dell'impatto. 3 vite spezzate, una famiglia distrutta, un dolore immenso, ma la tragedia di Santo Stefano, dove ieri hanno perso la vita nonna Maria Grazia Zuini, il nipotino Mattia e suo padre Marco Antoniello, ha precise responsabilità. La vettura che ha travolto la famiglia veneziana sui marciapiedi del paese comigliano era condotta da una donna tedesca di 30 anni che, si è saputo in tarda serata, è stata arrestata per omicidio stradale plurimo. Dalle prime testimonianze correva a una velocità ben superiore ai 100 km orari. L'approfondimento lo troverete da pagina 2 a pagina 5 di questa edizione del Gazzettino, e la foto di copertina ovviamente riguarda il luogo di questa tragedia. Maria Grazia Zuin, Marco Antoniello e il piccolo Mattia sono le vittime, nonno, papà e nipotino vite spezzate. Vediamo il luogo della tragedia. Siamo a Santo Stefano di Cadore, che ha distrutto 2 famiglie, 2 paesi sconvolti. Il testimone: chiamavo la signora ma era già tutto finito. Incredulità e dolore anche tra gli abitanti di Santo Stefano, come Silvano Darin: chiamavo la signora ma era tutto finito. La polemica ora su quella strada, il limite dei 30 orari. De Bernardin, capogruppo dell'opposizione in comune, denuncia: perso il controllo del territorio, ora sul limite dei 30 km orari. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Limana, scarcerata la banda dei trasfertisti dell'Audi. Non sono più in carcere i ladri trasfertisti che hanno agito in 2 incursioni a Belluno nel 2022. Il blitz in provincia aveva fruttato gli autori 2.500 euro a diversi monili in oro. Avrebbero tentato di entrare in una casa di Limana e rubato documenti e 50 euro da un'auto posteggiata sull'argine del lago di Santa Croce. È la cosiddetta banda dell'Audi nera. Con il riesame sono di nuovo liberi. Cortina, primi disagi per le piogge, mini frana sulla ciclabile. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, svolta a Safilo, ecco i piani di Fulchir per Longarone. Ancora da Cortina, turismo, i dati di giugno inducono all'ottimismo, l'estate 2023 sarà migliore del 2022. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, giovedì estivi e saldi, fila per la tombola e assalto ai negozi, però il web mette a rischio le svendite. Feltre, inaugurata la bretella stradale di Ponte. E ancora per lo sport, calcio, Sviderkowski addio Dolomiti, va in Serie C con il Legnago. Questa è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Anche in questo caso la notizia messa in primo piano riguarda la tragedia avvenuta nel comune di Santo Stefano. Questo è il titolo a piena pagina: famiglia travolta da un'auto, morti bambino, papà e nonna. I turisti veneziani camminavano sul ciglio, ferita la mamma, malore del nonno, arrestata la conducente tedesca dell'Audi. E anche in questo scatto a piena pagina vediamo appunto l'incidente che è avvenuto nel comune di Santo Stefano di Cadore. I turisti veneziani camminavano sul ciglio e vediamo appunto in primo piano l'Audi investitrice con evidenti segni dell'impatto contro la famiglia che camminava lungo il ciglio della strada. L'incidente è avvenuto in prossimità del punto in cui si vede il furgone dei vigili del fuoco. Vediamo appunto in questo scatto il luogo dove è avvenuto proprio la collisione. Un'Audi A3 guidata da una tedesca è piombata contro una famiglia di turisti veneziani che camminava sul marciapiede in centro a Santo Stefano di Cadore. La vettura ha sfiorato il primogenito e il nonno e ha colpito di striscio la mamma, ha invece preso in pieno un bimbo sul passeggino, il papà che lo spingeva e la nonna uccidendoli. Mattia aveva 2 anni, Marco Antoniello ne avrebbe compiuti 48 fra un mese. Maria Grazia Zuin 65, arrestata la conducente. Vediamo appunto in questo scatto
Un primo piano di Maria Grazia Zuin, la nonna venuta a mancare in questo grave incidente. Il sopravvissuto, il racconto del nonno: avrei preferito morire io. Lucio, 68 anni, camminava sul marciapiede, l'auto ha falciato la moglie, genero e nipotino. Avrei preferito morire io, questa la sua dichiarazione. E il sindaco: su quella strada si corre troppo, avevo chiesto i dissuasori, il primo cittadino Omar Oscar Meneghetti: nessuno ci ascolta, dobbiamo ridurre la velocità dei veicoli. Altri richiami dalla prima pagina di questa edizione del Corriere delle Alpi: Cortina, la relazione dei tecnici sismico, la pista di bob inattivo nel 2027, Feltre, rallentamenti e solo brevi code, la bretella di Pont supera l'esame. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamo il suo interno, ovviamente in primo piano l'approfondimento riferito alla tragedia avvenuta in provincia di Belluno, nel comune di Santo Stefano di Cadore. Falciati sul marciapiede da un'auto, morti bimbo di 2 anni, papà e nonna. La famiglia di villeggianti stava passeggiando quando è stata travolta da un Audi. Feriti e scioccati la mamma e il nonno. Come un siluro, l'Audi A3 tedesca che piomba sul marciapiede e falcia la famigliola di 5 persone a passeggio in via Udine, sotto il condominio Celeste al 149. Muoiono sul colpo Marco Antoniello, 48 anni, ad agosto, di Mirano, la suocera Maria Grazia Zuin, 65 anni, ad agosto anche lei, di Mestre. Preso in pieno il passeggino con il quale papà Marco portava il piccolo Mattia, 2 anni. Il bambino morirà all'ospedale di Belluno, a nulla è valso il trasporto a bordo dell'elicottero del SUEM. In ospedale anche la mamma Elena Potente e il nonno Lucio Potente, sfiorati da quell'Audi nera, testimoni della agghiacciante tragedia. La famiglia della provincia di Venezia era in villeggiatura a Santo Stefano, dove dimorava in una abitazione. Sotto shock la conducente dell'Audi, AH, queste le sue iniziali, una tedesca di 32 anni che nell'immediatezza non riusciva a parlare. In serata è stata trattenuta nella caserma dei carabinieri e si attendeva anche un interprete. Alla fine è stata arrestata a carico la velocità con la quale ha imboccato quella strada. La donna era stata medicata in ospedale, dove era stata portata anche per gli accertamenti medici di rito su alcolemia e stupefacenti. Il telefonino le è stato sequestrato, non si esclude che fosse distratta dal cellulare e abbia perso il controllo dell'auto. Erano le 15:30 circa quando via Udine a Santo Stefano vive una scena che sembra di guerra. Un frastuono come l'esplosione di una bomba scuote i residenti nelle abitazioni che cingono ai lati la strada regionale 355 che porta a Sappada. Il centro paese è solcato dal budello di asfalto dove c'è anche la scuola. Lì 2 corpi sono a terra, un passeggino disintegrato, una donna e un anziani toccati di striscio vagano scioccati e non riescono a credere ai loro occhi, testimoni della morte del marito, della moglie e del bimbo di 2 anni. Un'atrocità vedersi portare via così quanto di più caro al mondo, che fa impazzire. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri di Cortina, Santo Stefano di Belluno, la famigliola di 5 persone passeggiava sul marciapiede a lato della strada davanti a una fila di garage. L'auto è piombata su di loro all'improvviso, prendendoli da dietro. Ha sfiorato la mamma di Mattia, nonno Lucio Potente, ma ha preso in pieno Marco Antoniello con il passeggino e la suocera Maria Grazia Zuin. Non un segno di frenata sull'asfalto né sul marciapiede. I corpi vengono trascinati per una trentina di metri. L'Audi è sbandata sul marciapiede, ha sfalciato la famigliola e ha semi abbattuto un palo della luce metri più avanti, lasciando una ruota a terra, l'ammortizzatore che vaga sulla carreggiata. La corsa è finita sulla carreggiata opposta. Il parabrezza infranto, la fiancata destra disintegrata. Omicidio stradale plurimo, arrestata la 32enne tedesca alla guida dell'Audi nera, è stata portata in carcere in piena notte, le viene contestata l'alta velocità. Arrestata H, le sue iniziali, la 32enne tedesca alla guida dell'Audi A3 nera, che ieri pomeriggio è piombata sulla famiglia di persone a Santo Stefano, uccidendone 3. La donna, di nazionalità tedesca, ieri sera, dopo le cure mediche, è stata assentita dai carabinieri e trattenuta in caserma. L'arresto è scattato intorno alle 22:30, quando, terminate le formalità, è stata trasferita in carcere su disposizione della procura, il fascicolo sul tavolo del procuratore Luca e PM Marcon. L'ipotesi formulata dagli inquirenti è di omicidio stradale plurimo. La principale causa, per ora addebitata, è quella della velocità riferita dai testimoni che i carabinieri hanno sentito sul posto, ma anche dai parenti delle vittime usciti miracolosamente illesi. Silvano Darini è arrivato pochi secondi dopo, quei corpi a terra e la carrozzina distrutta. Il meccanico non si dà pace, il nonno correva da tutte le parti con le mani tra i capelli. Ho visto la donna a terra, poi l'altro corpo più avanti è il nonno correva da tutte le parti con le mani in testa, sembrava volersi strappare i capelli. Silvano Darini ieri pomeriggio stava arrivando in via Udine per aprire il suo garage al Civico 112. A chiamarlo è stato l'ex comandante dei carabinieri di Santo Stefano, Mirko Proietti, che abita proprio lungo la via.
Il militare dell'Arma, dopo aver sentito il frastuono sotto casa e le urla, è sceso immediatamente. In quel momento ha incontrato Darin, che pure stava cercando di dare un senso a quel che aveva davanti agli occhi. Una scena che non si può raccontare. Negli occhi ho quella donna per terra che non si muoveva, ricordo i capelli biondi, poi l'uomo più avanti, anche lui morto sul colpo. E il bambino? Ditemi come sta il bambino, anche lui non si muoveva, ma l'hanno portato via in elicottero. Il sindaco, statale pericolosa, avevamo chiesto ai dissuasori. Meneghetti spiega di aver anche provato ad abbassare il limite, ma nulla è stato fatto per ridurre la velocità. Autovelox spento. Le sirene spiegate prima, il rumore dell'elicottero poi, a squarciare la quiete del Comelico. Il presentimento che ieri pomeriggio fosse successo qualcosa di grave era nell'aria, ma nessuno si sarebbe aspettato una tragedia del genere. In tanti si sono precipitati sul luogo dell'incidente per capire, sperando che quelle notizie che rimbalzavano veloci non fossero vere. Un altro approfondimento riferito a quanto accaduto ieri a Santo Stefano di Cadore, siamo a pagina 5, il nonno avrei preferito morire io. Lucio Potente ha perso in un istante la moglie, il genero e il nipotino. Maria Grazia, una donna meravigliosa, non auguro a nessuno una prova così. Avrei preferito morire io al suo posto, sarebbe stato meglio fossi morto io. Lucio Potente, 68 anni, ex portiere allenatore, conosciuto a Cassolaro e sotto shock, parla e piange, ancora non riesce a capacitarsi di quanto accaduto nell'arco di un breve e lunghissimo istante. Negli occhi ha il volto di sua moglie Maria Grazia Zuin, la compagna di una vita, la donna che ha amato per lunghi anni, sbalzata a metri e metri di distanza da lui, riversa a terra in un bagno di sangue con l'osso del collo spezzato, del suo nipotino Mattia nel passeggino schiacciato tra il palo della luce, una ruota e la sospensione dell'auto che li ha investiti come una furia, del compagno della figlia Marco ancora più distante e privo di vita sull'asfalto. Trova le forze per parlare, parole forti eppure pacate. La sua vita è finita ieri in via Udine a Santo Stefano di Cadore, dove era in vacanza con la sua famiglia. Sibila un suono difficile da mettere per iscritto, simile a un fischio. È tutto quello che ho sentito, dice. Un missile. L'auto che arrivava da dietro invadeva il marciapiede della cittadina frequentata da molti veneziani senza che nessuno potesse farci niente. Glielo dico, abbiamo appena ricevuto la notizia che è morto anche il piccolo, il momento più doloroso. Con lui e la figlia Elena c'è una psicologa, e lei che si è avvicinata in punta di piedi per dargli la notizia peggiore, ma il nonno lo sapeva già, glielo diceva il suo istinto perché lo aveva visto il suo nipotino mentre i sanitari cercavano di rianimarlo per 20 minuti con tutte le loro forze. Maria Grazia, una forza della natura, Marco è l'amore per la sua famiglia. Zuin aveva lavorato all'USL numero 3, serenissima, punto di riferimento per i colleghi. Antoniello, 48 anni, lascia altri 3 figli. Era una forza della natura, sempre puntuale e precisa, una lavoratrice indefessa, sempre propositiva e disponibile. Per me in particolar modo è stato un punto di riferimento. Non so che parole usare, i ricordi si accavallano, il dispiacere è così grande, sono sconvolto. Si affida a queste parole il responsabile della direzione amministrativa degli ospedali dell'USL 3, serenissima Luca Del Nino, ricordando Maria Grazia Zuin. Ho conosciuto Maria Grazia nel 2015, quando sono arrivato a dirigere l'amministrazione. Ero nuovo e lei mi ha introdotto alla realtà veneziana. Il papà del piccolo Mattia lavorava in un'azienda di serramenti, era in gamba. Altri scatti, altre fotografie che rappresentano il luogo purtroppo di questa tragedia che ha spento la vita di 3 persone e segnata un'intera famiglia. Annullata la festa di Cassolaro, troppo il dolore della comunità, la scelta di Bellato di intesa con il sindaco. Questo è il momento del dolore e della preghiera, notizia che ovviamente ci porta nel paese dove viveva la famiglia che ha subito questa immane tragedia nel comune di Santo Stefano di Cadore. Un incidente su 4 per l'abuso del cellulare, un approfondimento che troverete come articolo di spalle. Ma andiamo avanti con le notizie che riguardano la regione Veneto. Siamo a pagina 12. In Veneto 9.200 capannoni inutilizzati, così sprechiamo 7,5 miliardi di euro. Secondo Confartigianato le strutture dismesse si sono ridotte del 13% in 6 anni, ma rimangono gli edifici più piccoli e fuori dalle aree produttive. E per quanto riguarda invece l'economia, il Veneto cresce, l'immagine resta quella del Prosecco e del vetro di Murano e attira tanti turisti, ma la sfida è diventare attrattiva con imprese ancora più dinamiche e innovative. L'approfondimento a pagina 13. Morte di un campione, la Germania vuole consegnare all'Italia il camionista che ha travolto Rebellin. L'autista si è accorto di aver ucciso, è sceso a osservare il corpo, poi è ripartito. La vedova non ha avuto alcun rimorso. Rieke, dopo l'incidente, ha percorso col camion percorsi secondari per non essere fermato.
E andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 19, l'approfondimento riferito ai dipendenti di Luxottica dalle schede realizzate in soffitta all'occhialeria La Scalata di Fulchir. Nato nell'elettronica 21 anni fonda la Elktron con 500 dipendenti, si cimenta in vari settori anche all'estero nel 2020, la nuova scommessa. La Camera del Lavoro, Casanova perplessa, questa partita non ci lascia sereni, la segretaria della CGIL è preoccupata, troppi punti sono ancora poco chiari, chi garantirà per l'imprenditore di cui non conosciamo nulla? Questo è il quesito che si pone la CGIL. La CISL Paglini confermato il valore del territorio, 2 punti di vista che troverete a pagina 19. Pagina 20, Papa Luciani, cause dei santi a Don Fiocco, la diocesi va in cerca di un nuovo miracolo, il delegato ci arrivano numerose segnalazioni di grazie ma serve un qualcosa di scientificamente inspiegabile. L'intervista vi aspetta a pagina 18, ma continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese, siamo a pagina 21, commercio, partenza in sordina per i saldi, il via al giovedì ci ha frenato, primi affari per i negozi del centro, sconti dal 20 al 70% per la gioia dei clienti, male la mattinata per colpa del maltempo, positivo lo shopping serale. Lutto invece se n'è andato Luigi Roccone, ex presidente dell'ACM, se n'è andato a 79 anni. Luigi Roccone, ex consigliere comunale e presidente della comunità montana bellunese che ha guidato dal 1993 al 2006. Commercio, Max e Paolo, la nuova avventura, oggi il brindisi al Millennium e continuiamo con notizie di cronaca giudiziaria, siamo a pagina 22, perseguita la moglie accusandola di infedeltà ma a tradire era stato lui. Ancora minacce per ottenere del denaro, un 48enne a giudizio per estorsione. Sempre dal Tribunale di Belluno denunce contro l'ex imputata per calunnia. Mondo della scuola, 3 centini e un cento e lode, Aliti Segato ancora bei voti con il sogno dell'ingegneria. E ancora, notizia di spalle, la sentenza del TAR, sale slot a Belluno, legittimi i limiti orari imposti dal comune. Notizie adesso che ci portano a Feltre e che riguardano la viabilità, rallentamenti e brevi code nel pomeriggio, ma la bretella di Ponte ha superato l'esame. Ieri alle 10.30 ANAS ha attivato la deviazione del traffico verso Feltre utilizzando il passaggio per via Sbarre e via Ponac. Lavori appunto che si sono resi necessari per la elettrificazione della linea ferroviaria da Belluno a Montebelluna, passando ovviamente per Feltre e la zona interessata riguarda un cavalcavia che si trova subito dopo Busche, frazione di Cesio Maggiore. L'investimento, opere di presa e lago didattico al centro ittologico di Tomo, siamo a Feltre, presentato il pacchetto completo di interventi per un valore di 800.000 euro, completati per adesso il rifacimento di tetto, muri perimetrali e illuminazione. Feltre, commercio, riaperto il pastificio feltrino, in centro ha chiuso Varuc. E sempre da Feltre, Favero e ragazzi, i valori alpini qui al campo a scuola. Notizia quindi che riguarda l'incontro di giovani interessati a vivere un'esperienza coinvolta da l'ANA. Con la montagnaterapia si combattono il disagio e la malattia mentale. Inaugurato ieri in Valle di San Martino il sentiero già testato dal CAI, quasi 12 km disegnati e voluti dai Lions di Feltre con l'USL. Pedavena, volontari in azione per le manutenzioni, all'anno di Piave, assemblea pro loco per rinnovo definitivo. L'appuntamento è per domani alle 20.30 nella sala delle associazioni in via Tenente De Rossi. Feltre, Ciac si gira, via Bovio chiusa al traffico. Seren del Grappa, messa e pasta asciutta alla Madonna del Voto. L'appuntamento è per venerdì 14 con inizio alle ore 18.30. Santa Giustina, incontro sulle malattie trasmesse da animali, appuntamento in questo caso per martedì 11 alle ore 19 al Centro Culturale di Via Cal de Formiga. Con pagina 27 spostiamoci a Borgo Valbelluna, asfaltature sulle vie comunali, parte il piano straordinario, al via a metà mese dall'Entiai l'intervento finanziato dal Comune e PNRR, fondi verranno destinati anche al collegamento tra Carve e Praderadego. Sono 34 i punti della rete viaria al centro dei lavori di manutenzione. Alleghe, semaforo sulla Gordina per lavori sul ponte. Canale d'Agordo a Fregona nasce un museo nell'antica latteria turnaria. Sedico, solidarietà e festa, a Pian dei Castaldi c'è Dona un sorriso. Passiamo in Val di Zoldo con pagina 28, prende forma a Pralongo l'idea di alta via accessibile. 2 giovani atleti dell'Assi e l'associazione dedicata appunto allo sport e ai disabili affronteranno un tratto con una carrozzina Jolette. Nel campeggio Gabriele De Toffoli e Giada Soccol arriveranno al Pramperette.
Longarone, occupazione temporanea per persone svantaggiate, notizia di spalle. Altre due brevi notizie che troviamo in questa pagina. La prima ci porta a Ponte nelle Alpi, centro diurno sempre aperto dal Comune aiuti per la tariffa. Chiesa al pago, lupo in azione, neanche gli spari lo mettono in fuga. Siamo a pagina 29, Milano Cortina 2026, Simico, previsioni sul futuro della Monti in attivo al secondo anno dopo i giochi. Pista da bob, la relazione allegata al progetto traccia uno scenario di conti positivi a 5 anni, un utile di 764.000 euro. Ed ecco appunto la ricostruzione della prossima pista da bob che sarà realizzata a Cortina in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Dalla rubrica Cultura e Società, Venezia 80, una ragazza per due, i Challengers di Guadagnino aprono la mostra. Il film, fuori concorso in Sala Grande al Lido il 30 agosto, Zendaya protagonista con Mike Feist e Josh O'Connor. Giorno e notte, Finestre in Val del Biois, rivive nei documenti il legame tra il territorio e lo scrittore De Mattè. Oggi l'inaugurazione nella Casa delle Regole di Canale d'Agordo, Francesca e Donata raccontano al fratello cittadino onorario di Falcade. Sport, rugby, fuori tempo massimo per la Serie A, il Rugby Feltre resta in Serie B. Paolo Aspodello, la FIR decide il 12 ed è tardi per allestire un team competitivo. Il nostro consiglio ha deciso anche perché i giocatori migliori sono già accasati. Sci alpino femminile, il sopralluogo fissa sulla volata, a febbraio sarà spettacolo con la Coppa del Mondo. A Firenze il prestigioso riconoscimento alla biatleta Risa Vitozzi, regina del fair play, è suo il premio Menarini. Pallavolo Serie 3, Belluno si tiene stretto il Jolly Bianchete, ci sono da sempre, è come una famiglia. Canoa, mondiali junior e under 23, siamo ad Aronzo, Super Italia, altri 13 in finale. Mountain bike, la Mosano veste il tricolore, riflettori su Speccia e Marquette. Domani è prevista la finale degli internazionali d'Italia, domenica le giovanili. E sempre per quanto riguarda il ciclismo, in 4.000 alla Osthaller, 12 bellunesi in via in Austria. Calcio Serie D, Fagherazzi torna da Pordenone e vestirà la maglia della Dolomiti. Bel colpo del DG Piazzi che riporta a casa il ragazzo di Sedico dopo 4 anni. Classe 2005 sarà l'alternativa al Tognolo. Lotterò per ritagliarmi un po' di spazio, questa è la sua dichiarazione. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di cumuli il pomeriggio in prossimità dei rilievi. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.